Bene, buongiorno a tutti. Vi chiedo solo una conferma che riuscite a vedermi e sentirmi. Sì, sentiamo tutto. Perfetto. Ovviamente siete liberi, anzi invitati a accendere le webcam e interagire e interrompermi anche mentre parlo, in modo da chiedere chiarimenti, in quanto spero che questo seminario, anzi questo ciclo di seminari che stiamo avviando nell'ambito del progetto Digitiamo sia il più possibile produttivo per voi, ma anche e soprattutto ci permetta di avviare un dialogo, tra l'altro nell'ambito di una collaborazione che sarà molto ampia e toccherà anche altri temi. Bene, allora sono le 9, quindi possiamo iniziare. Innanzitutto, buongiorno. Innanzitutto vi segnalo che ho avviato la registrazione del seminario e quindi questo potrete poi anche scaricarlo, fruirne in streaming e utilizzarlo anche magari per colleghi che non possono partecipare in questo momento. Quindi rinnovo il mio benvenuto. Io mi chiamo Pierluca Montessoro, sono professore presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine, dove insegno alcuni corsi di informatica agli ingegneri e in particolare uno degli insegnamenti che tengo è proprio quello di sicurezza informatica. Di sicurezza informatica parleremo oggi e giovedì prossimo. Mi affiancherà in questo lavoro l'ingegner David Palma, che vedo collegato. Ciao David. Buongiorno a tutti. Che collabora con me da tanti anni, sta per conseguire ormai a giorni, diciamo, il titolo di dottore di ricerca per il dottorato in ingegneria dell'informazione e mi aiuterà nella parte soprattutto che si terrà nella seconda metà del seminario di giovedì prossimo, di tipo laboratoriale. Allora, il seminario è orientato a personale con un po' di competenze tecniche nell'ambito dell'informatica e quindi l'ho bilanciato in questo modo, ovviamente senza andare troppo nel dettaglio degli aspetti tecnici che possono essere approfonditi magari su richiesta, se mi chiedete durante la presentazione di approfondire qualche argomento. Nei limiti del possibile lo farò volentieri, però vi raccomando di fermarmi in qualsiasi momento ci siano delle cose non chiare. Io non so esattamente, non conosco esattamente il vostro background, quindi non esitate a fermarvi se c'è qualcosa di poco chiaro. Allora, che cosa racconterò in questo seminario? Qual è l'obiettivo e come sarà strutturato? Voi avete già visto l'indice degli argomenti. Ora vi condivido la presentazione, vi chiedo come al solito di confermarmi che è visibile. Si vede la presentazione? Sì, si vede. Perfetto. Allora, come avete visto, gli argomenti che tratteremo partono dalla conoscenza e consapevolezza e poi andremo un po' più nel dettaglio nell'analizzare quali sono gli elementi fondamentali del problema della sicurezza informatica. Io continuo a chiamarla così, anche se forse tecnicamente il nome più corretto sarebbe cyber security, che allarga il contesto della sicurezza informatica. Procederemo poi giovedì a vedere un po' di linee guida orientate alla prevenzione e anche a vedere dal vivo che cosa succede e come ci si può orientare nella gestione di sistemi che devono essere il più possibile protetti
e questo appunto lo faremo anche con una sezione laboratoriale. Allora, iniziamo dal problema fondamentale, che è la conoscenza e la consapevolezza. La sicurezza informatica suona come termine molto tecnico, in realtà il primo fondamentale problema della sicurezza informatica è di tipo culturale. Facciamo subito una riflessione e cerchiamo di inquadrare la situazione. Abbiamo oggi nuovi strumenti che portano a nuove abitudini, nuovi modi di utilizzare i sistemi e che di conseguenza hanno portato a nuovi servizi. Cosa significa nuovi servizi? Che ormai con i sistemi informatici e le reti noi facciamo un sacco di cose, abbiamo delle attività che hanno delle implicazioni molto profonde sulla vita reale, sul mondo reale. E di conseguenza abbiamo anche nuovi rischi, un'esposizione verso i rischi che si ripercuotono e che passano dal mondo virtuale al mondo reale. Però questi rischi devono essere ben compresi. Il primo livello di consapevolezza è proprio quello di capire quali sono i limiti, i rischi che sono legati a questi sistemi per utilizzarli in modo consapevole. Questo è un esempio particolarmente significativo. Prendiamo il servizio che oggi è fondamentale, poi voi siete delle pubbliche amministrazioni, quindi ci vivete su questo tipo di attività. La posta elettronica certificata, un sistema eccezionale che supera i limiti di tempo, di costi, di complessità di gestione della raccomandata. Sulla posta elettronica certificata è stata costruita tutta una serie di norme per farla valere al pari, forse addirittura di più, della lettera raccomandata, perché per esempio prevede il non ripudio. Bene, il vero problema è che l'affidabilità, diciamo, della norma, il valore della norma, purtroppo nell'ambito dell'informatica non può essere superiore all'affidabilità e al valore dell'infrastruttura informatica che sta sotto. Per esempio, che cosa è successo poco più di un anno fa? Sono state violate delle caselle di posta elettronica certificate. Tra l'altro, non caselle banali, nel senso che nel mucchio, si parla di 500.000 di caselle, ce n'erano 3.000 di soggetti pubblici e privati italiani che comprendevano anche caselle di posta elettronica certificata dei tribunali. Quindi capite che tutta la normativa che si appoggia sulla posta elettronica certificata per l'attività di un tribunale, nel momento in cui il sistema può essere violato, cade, o meglio non cade perché la normativa resta in vigore, però dal punto di vista pratico perde la sua garanzia, il suo valore. E purtroppo il problema degli attacchi sui sistemi che oggi gestiscono i nostri dati, le nostre informazioni, è un problema non solo ovviamente reale, ma anche impressionante dal punto di vista delle dimensioni, nel senso che a fine 2019, per esempio, c'è stato uno dei più grandi attacchi nella storia a un server che conteneva dati relativi a Facebook, Twitter e LinkedIn, che ha rubato qualcosa come 1.200.000.000 di record di informazioni relative a utenti. Di questo ora se ne parla, la sicurezza informatica una volta era un qualcosa che veniva un po' trascurato, adesso anche nei media comuni non specializzati se ne parla, e questo è molto utile perché permette di diffondere un po' di conoscenza, di cultura e anche di timore in questo senso, perché si suggeriscono le contromisure. Le contromisure sono quelle, se vogliamo, un po' classiche, tipo aggiornare i sistemi, avere anti-malware, antivirus, eccetera, avere i firewall, cioè tutte cose che tutto sommato sembrano abbastanza normali, sembra che ci permettano di adottare protezioni adeguate. In realtà bisogna fare estrema attenzione, perché ognuna di queste attività richiede una conoscenza abbastanza profonda, una riflessione su quelli che sono effettivamente i nostri sistemi, i limiti di questi sistemi. Allora, io vorrei innanzitutto cercare di
farvi riflettere sul perché siamo così vulnerabili, in modo da capire bene le origini di tutti questi problemi. Allora, il primo vero problema è che i sistemi oggi hanno una complessità che è al di fuori del controllo umano. Questo è un qualcosa a cui dobbiamo rassegnarci, cioè non siamo più in grado di sapere esattamente che cosa fanno i nostri sistemi. Questa immagine, che forse troverete un po' inquietante, vuole rappresentare il fatto che dentro i nostri sistemi, che siano i computer, che siano i cellulari, troviamo una miriade di attività che noi non percepiamo, non vediamo, sono totalmente nascoste, ma esistono. Gestiscono le nostre informazioni, i nostri dati, li scambiano con altri sistemi. E di questo noi non siamo consapevoli. Quanto sono complessi questi sistemi? Davvero sono al di là dei limiti del controllo umano? Sì, se andiamo a vedere come sono cresciuti i sistemi operativi nel tempo, vediamo che ormai siamo arrivati a dimensioni dell'ordine delle decine di milioni di linee di codice. È chiaro che un sistema, anche se fosse open source, Windows 10 non è open source, macOS X non è open source, Linux è open source, ma quando stiamo parlando di anche una versione di Linux, tutto sommato neanche recentissima, che è grande qualcosa come 15 milioni di linee di codice, il fatto di avere il sistema open source non ci dice nulla, nel senso che non possiamo pensare di metterci a leggere, decodificare, controllare 15 milioni di linee di codice. Google, tanto per darvi un'idea, fa uso di oltre 2 miliardi di linee di codice, ci sono 9 milioni di file sorgenti dipendenti e ci sono 25.000 sviluppatori che fanno 15.000 modifiche ogni giorno, quindi capite che è un qualcosa che è assolutamente ingestibile se non con sistemi automatici e con una rete organizzativa che distribuisce le responsabilità su migliaia e migliaia di persone. D'altra parte, se noi prendiamo un computer e andiamo a vedere che cosa fa con, per esempio, il Task Manager, probabilmente l'avrete fatto, troviamo un elenco di processi, cioè programmi in esecuzione, assolutamente impressionante. Questo è quello che, anzi in realtà è solo parte di quello che si vede su un normale personal computer che esegue Windows 10, e vi segnalo che questo screenshot del Task Manager di Windows è stato fatto quando il computer non stava facendo nulla, cioè era soltanto acceso. Eppure, nonostante non avesse nessuna applicazione in esecuzione, diciamo lato utente, il sistema operativo esegue una quantità impressionante di processi. E allora, qual è il problema? È che in mezzo a questa complessità è purtroppo facile nascondere dei processi aggiuntivi che sono proprio il cosiddetto malware, cioè quei processi che minano la sicurezza del nostro sistema e dei nostri dati. Questo è un esempio di un malware purtroppo molto diffuso che è stato scritto, sviluppato per i telefonini ed è estremamente subdolo e estremamente pericoloso. Si tratta del cosiddetto Cloak and Dagger. Cosa fa? Crea un'applicazione che viene eseguita sopra, ma proprio anche virtualmente, sopra come strato di interfaccia utente, di interfaccia grafica, le altre applicazioni. E il modo tipico per sviluppare questa applicazione a fini di attacco dei sistemi è quello di scrivere in questa applicazione, creare in questa applicazione una tastiera trasparente. Tastiera trasparente che permette al
attaccante, all'hacker che ha scritto questo programma, di intercettare tutto ciò che noi facciamo sul telefonino, ma senza vederlo, senza accorgercene. E questo chiaramente significa che può essere catturato tutto quello che scriviamo, comprese le password. La cosa impressionante è che è stato sviluppato in modo tale da richiedere soltanto 2 permessi, che sono dei permessi estremamente semplici, praticamente non richiede un consenso esplicito per installazione privilegiata se il malware è inserito in un'applicazione presente su Play Store. Attenzione, ovviamente non trovate Cloak and Dagger su Play Store come applicazione, è un malware nascosto dentro altre applicazioni. E quello che appunto può fare è in primo luogo leggere tutto ciò che viene scritto sulla tastiera, scaricare delle applicazioni che abbiano poi privilegi di root, quindi di controllo dell'intero dispositivo, sbloccare il dispositivo, eseguire le applicazioni, eccetera, eccetera. E questo purtroppo è estremamente pericoloso e purtroppo anche molto diffuso. In particolare che cosa fa? Una volta che lo smartphone è stato infetto, invia i dati verso una rete di server di tipo control and command, cioè i server che vengono utilizzati per automatizzare il controllo dei sistemi infetti. L'attaccante tramite questi server può controllare il funzionamento delle installazioni di Cloak and Dagger e quindi attivare acquisti non autorizzati, scaricare altre applicazioni infette, eseguire dei programmi e qualsiasi altra cosa si possa voler fare sul nostro cellulare. Ritorneremo più volte sulla vulnerabilità, sui rischi legati al cellulare, perché purtroppo oggi è uno dei principali veicoli di attacco e quindi rappresenta una delle principali vulnerabilità dei nostri sistemi. Il risultato è che esistono delle vere e proprie botnet, quindi delle reti di bot, ovvero di software pronto a essere controllato dai server centrali e lanciato in esecuzione per eseguire attività malevole, fra queste il cosiddetto attacco DDoS, Distributed Denial of Service. Sul problema del Denial of Service ritorneremo poi più avanti, ma è una delle applicazioni purtroppo di questo tipo di malware. Vi lascio ogni tanto alcuni link, poi avrete il PDF con tutte le slide e anche i link per andare a approfondire poi i diversi temi. E quindi veniamo subito a uno degli elementi chiave, dei punti chiave di tutto questo. È questione di fiducia. Cioè nel momento in cui noi utilizziamo dei sistemi che non siamo più in grado di controllare, di verificare, ci fidiamo. E allora bisogna capire, con la consapevolezza, bisogna capire di che cosa ci stiamo fidando. Allora, ci fidiamo innanzitutto nei fornitori dei servizi. Beh, questo è abbastanza ovvio. Io vado da una banca e mi fido della banca. Mi rivolgo a un fornitore di un servizio di posta elettronica e mi fido del fatto che lui gestirà in modo opportuno i miei messaggi di posta elettronica. Siccome per fruire di questi servizi dobbiamo collegarci tramite delle reti, ci fidiamo anche dei gestori delle reti. Poi utilizziamo del software e dell'hardware che vengono utilizzati da chi ci fornisce i servizi, quindi di fatto ci fidiamo da chi ha fornito software e hardware ai nostri fornitori dei servizi. Poi noi stessi utilizziamo software e hardware e quindi ci fidiamo dei nostri sistemi, dei nostri computer, dei nostri tablet, dei nostri smartphone. Attenzione, in questi ultimi anni il problema dell'affidabilità e diciamo tutela dei nostri dati, delle nostre informazioni sui dispositivi
dell'utente finale è un problema, un tema molto scottante. Sapete che alcuni paesi come gli Stati Uniti vietano l'utilizzo di determinati sistemi di produttori cinesi. Huawei, prima di tutto, ne avrete sentito parlare. Perché? Perché proprio a causa del fatto che i sistemi ormai non sono più controllabili, già un sistema informatico in generale è difficilmente controllabile, nel senso che la sua complessità comunque è tale per cui anche se avessi sistemi più semplici, andare veramente a capire che cosa fa nel dettaglio ogni singolo elemento richiede un'attività di reverse engineering molto complessa. Ma comunque oggi sono talmente complessi che è praticamente impossibile verificare sistematicamente che cosa fanno, e di conseguenza è molto facile che ci siano dei moduli, delle parti del loro software ed eventualmente del loro hardware atte a minare la sicurezza dell'utilizzo dei nostri dati, per cui se il produttore non è degno di fiducia, viene appunto in certi paesi sconsigliato o vietato l'utilizzo dei suoi prodotti. Poi qui abbiamo un tema delicatissimo, la fiducia negli sviluppatori delle app che scarichiamo dagli store. Quando noi scarichiamo un'app dobbiamo essere estremamente prudenti, perché diamo fiducia a chi l'ha sviluppata, ma noi non conosciamo assolutamente chi l'ha sviluppata. Al di là delle app diciamo ufficiali, per cui non so, scaricate la suite Office di Microsoft, scaricate delle applicazioni di Google, ma al di là di questi grandi player di cui in qualche modo noi che ci fidiamo dobbiamo fidarci perché se no non lavoriamo. Tantissime altre app sono sviluppate da gente assolutamente sconosciuta. Poi c'è un altro elemento, e qui ritorneremo, gli sviluppatori degli strumenti software che sono utilizzati da chi scrive i programmi, nel senso che quando uno sviluppatore scrive un programma, poi usa anche lui degli strumenti software per produrre la versione eseguibile, quella che poi viene scaricata dagli utenti. E questi strumenti sono anch'essi ormai così complessi, così complicati, per cui non si può avere un controllo dettagliato di cosa fanno. Ed esiste la possibilità, purtroppo molto concreta, che questi stessi strumenti contengano del malware e generino degli applicativi che contengono il malware, anche se il programmatore che ha scritto il software in origine è un programmatore assolutamente fidato. Poi abbiamo la fiducia nei progettisti dei sistemi hardware, e su questo aspetto dell'hardware ritorneremo. I progettisti dei sistemi hardware, anche loro utilizzano strumenti software, perché l'hardware non si disegna più a mano, come si faceva all'inizio dell'era dei circuiti integrati. Oggi si usano strumenti software e quindi è necessario dare fiducia a chi ha sviluppato questi strumenti. Quindi capite che la fiducia è un elemento portante del problema della sicurezza informatica, che significa che ci sono delle attività nascoste nei programmi, noi non sappiamo dove sono presenti e ci fidiamo che quando utilizziamo un sistema questo sia privo di questi moduli nascosti, ma non possiamo esserne certi. Ma la cosa non è nuova. Questa è una scena di un film di tanti anni fa. Adesso non vi dico qual è il film, qualcuno forse lo riconosce, ci ritorneremo e vi svelerò il mistero più tardi. Quello che voglio dirvi è che ad un certo punto c'è questo dialogo tra questi due sistemisti e uno dice: ma come, hai parlato delle backdoor? Le backdoor sono dei moduli nascosti in molti programmi che permettono tipicamente allo sviluppatore oppure all'hacker nel nostro contesto di accedere da remoto al programma stesso, al sistema che usa questo programma, non utilizzando il canale ufficiale, che è quello per cui l'utente usa il programma, ma utilizzando appunto una backdoor, una porta sul retro nascosta che gli consente l'accesso e il controllo al sistema. Bene,
la risposta è stata: ma come? Guarda che le backdoor non sono dei segreti, tutti sanno che esistono le backdoor. Questo capite che è molto inquietante, che significa che già allora era assolutamente considerato naturale il fatto che i sistemi avessero delle backdoor. Cosa può significare oggi avere una backdoor? Comprare una telecamera per la sorveglianza di una stanza, di un giardino, di un viale. Questa telecamera è una telecamera oggi tipicamente che parla il protocollo IP, e questa telecamera consente di accedere da remoto alle immagini, e il fatto di avere una backdoor può significare che qualcuno, un terzo, quello che ha costruito per esempio la telecamera, a nostra insaputa può vedere le stesse immagini. E questo purtroppo è stato rilevato in numerosi prodotti, non è un'ipotesi. Ecco, a proposito di backdoor vi segnalo questo interessante lavoro che hanno fatto nell'Università del Michigan, che è stato quello di sostanzialmente creare una backdoor direttamente nell'hardware, aggiungendo un po' di transistor dentro un microprocessore. Che cosa sono riusciti a fare? Hanno praticamente costruito un sistema che è in grado di memorizzare una certa carica elettrica, che man mano che viene eseguita una determinata istruzione nel programma aumenta. Allora, qual è l'idea geniale? L'idea geniale è che questa istruzione che fa aumentare questa carica elettrica nei transistor di questa backdoor hardware, l'istruzione che fa aumentare questa carica elettrica è un'istruzione assolutamente innocua, che compare regolarmente nei programmi, ma compare con una frequenza statisticamente abbastanza bassa. Di conseguenza, che cosa succede? Se si manda in esecuzione un programma che questa istruzione la esegue molto più frequentemente del solito, però senza fare nulla di male, semplicemente queste sono istruzioni codice macchina, quindi istruzioni molto semplici, e questa istruzione viene eseguita un po' più semplicemente, questa carica che viene memorizzata aumenta fino a una certa soglia, al di sopra della quale scatta un meccanismo digitale in questa CPU che permette al programma di avere il controllo del sistema. Passa praticamente riceve l'autorizzazione a lavorare nel cosiddetto kernel mode e quindi riesce ad avere il controllo del sistema stesso. Quindi questo ha due implicazioni drammatiche. La prima è che non c'è una particolare istruzione o particolare sequenza di istruzioni che può essere riconosciuta. Quindi un antivirus non è in grado di capire che viene mandato in esecuzione un programma che attiverà questa backdoor. Il secondo problema è che per togliere questo virus, questa backdoor, bisogna fisicamente cambiare la CPU, bisogna smontare il dispositivo e sostituirlo fisicamente. E questo chiaramente è estremamente costoso e non soltanto, ma è estremamente difficile, probabilmente impossibile da verificare se si acquista un microprocessore dall'esterno, da un terzo fornitore. E tra l'altro qui si può aprire anche una parentesi sulle politiche industriali delle nazioni e dell'Europa stessa, perché il fatto di confidare sempre di più nel basso costo e nella disponibilità di hardware prodotte all'estero, in particolare in Cina, fa sì che siamo soggetti a queste possibili vulnerabilità. Di conseguenza dobbiamo essere consapevoli che abbiamo due dimensioni della fiducia, perché abbiamo la fiducia
nei servizi, in chi sviluppa, insomma, la cosa più evidente, perché sono sistemi con cui ci relazioniamo direttamente. Ma poi abbiamo un'ulteriore dimensione, che è quella che è relativa agli strumenti, agli sviluppatori e gli strumenti che gli sviluppatori usano, cioè un qualcosa che è, diciamo, di secondo livello in questo termine. E questo non è nuovo, di nuovo, scusate il bisticcio di parole, ma nel 1984 Ken Thompson, il padre di Unix, ha scritto questo articolo che parlava proprio della fiducia nei sistemi, in particolare nella generazione di programmi che potessero o meno avere attività malevole, in particolare i cosiddetti cavalli di Troia, cioè dei programmi che apparentemente sono assolutamente leciti, che fanno cose assolutamente normali, ma che in realtà nascondono delle istruzioni per usare le informazioni, catturare le informazioni che dovrebbero rimanere riservate e utilizzarle poi a nostra insaputa. Vi dicevo che saremmo ritornati su questo problema, eccolo qua. Questo è uno dei casi più eclatanti e più inquietanti, se volete, proprio su questo tema. Che cosa è successo? Una software house autorizzata da Apple per produrre delle app, dei programmi che vengono distribuiti ufficialmente sull'Apple Store, ha scritto nel 2016 un programma che era un aggiornamento di un'app del client di BitTorrent per OS X. Ora, questa era una software house ufficiale che scriveva programmi per pubblicarli sul store ufficiale di Apple. Solo che cosa è successo? Siccome gli aggiornamenti dei compilatori per sviluppare in ambito OS X utilizzavano dei server che a volte erano intasati, questa software house, dovendo uscire con la nuova versione, ha scaricato il compilatore da un sito probabilmente non ufficiale, un mirror che non era il sito principale di Apple. Questo sito era stato hackerato. E come era stato hackerato? Il compilatore era stato modificato in modo tale che il codice generato, il codice eseguibile generato, contenesse del malware. E quindi l'azienda la software house ha poi compilato il programma con questo compilatore hackerato, ha generato un codice che poi è stato messo sulla piattaforma, la software house era una software house ufficiale e ha firmato digitalmente il software, e quindi per un paio di giorni sullo store di Apple c'era un software firmato digitalmente da Apple, quindi assolutamente ufficiale, che conteneva del malware. Tra l'altro, quale malware? Un CryptoLocker, quindi ne parleremo dopo, un programma dagli effetti devastanti. Ecco, quindi capite che il problema della fiducia anche negli strumenti è un problema molto, molto, molto concreto. Giusto per darvi un'idea di cosa significa fiducia e quanto la percezione sulla fiducia sia bassa, questo qua è una delle, non è nuovissima, comunque delle interfacce di installazione di Facebook per i tablet. Quando la si installa vengono richiesti dei permessi. Una volta i permessi venivano chiesti esplicitamente subito, mentre ormai diciamo predilige la velocità, per cui c'è un bottone accetta tutto, e se proprio vuoi andare a vedere i dettagli devi voce per voce cliccare e leggerli. Ecco, questo ovviamente non lo fa nessuno, perché appunto la percezione del problema, sto dando fiducia,
è ormai talmente bassa che vengono totalmente ignorati questi. È chiaro che con Facebook uno dice, vabbè, io Facebook voglio usarlo, gli do tutto quello che mi chiede, però tutto quello che chiede non è poco, perché significa poter utilizzare anche informazioni che sono abbastanza riservate, tipo browsing history, cioè Facebook può andare a vedere che pagine del browser abbiamo visitato, le attività che abbiamo fatto con il nostro dispositivo, quali bookmark abbiamo, quindi tutte le nostre preferenze, il nostro calendario, può andare a vedere che cosa facciamo noi durante la settimana, può utilizzare addirittura gli MMS, gli SMS, addirittura può farlo con attività a pagamento, può utilizzare ovviamente video, audio, usare la telecamera e il microfono, che significa che se Facebook in questo momento vuole ascoltare questo seminario, anche senza collegarsi su Teams, può attivare il microfono del mio cellulare che è qui appoggiato sulla mia scrivania, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, se di Facebook possiamo fidarci, diciamo, ciecamente, spesso ci fidiamo ciecamente anche di cose che non sono così, diciamo, diffuse e note e, se vogliamo, anche affidabili. Per esempio, un po' di tempo fa su Google Play, cercando la torcia, il classico programmino che vi accende il LED il flash della macchina fotografica del cellulare, da usare appunto come torcia, il primo era questo programma qua. Questo Super Bright LED Flashlight era un programma, è un programma che è stato scaricato da ormai oltre 10 milioni di utenti e ha un certo numero di permessi che, come al solito, vengono dati senza neanche leggerli. Però se andate a leggerli scoprite che questo programma, che deve solo accendere una lampadina, può prendere, fare fotografie, video, leggere lo stato del telefono, l'identità, può ricevere dati da internet, perché per accendere una lampadina ho bisogno di ricevere dati da internet, vedere le connessioni di rete, cambiare i settings del display, ovviamente controllare la flashlight, ma anche avere accesso completo alla rete, modificare la configurazione di sistema, chiudere le altre applicazioni, cioè capite che è estremamente invasivo, molto probabilmente direi più invasivo di quello che servirebbe per accendere una lampadina. Quindi un po' di dubbio sulla affidabilità di questa applicazione c'è. Qual è il dubbio? Non è che per caso, a fronte del fatto che io ho un'applicazione gratis per accendere la lampadina, questa applicazione legge i miei dati e poi li rivende? Bene, questo è il contesto in cui ci troviamo a lavorare e in cui dobbiamo imparare a gestire nel modo migliore la tutela del nostro ambiente informatico. Ora, prima di andare avanti, vorrei fare un piccolo checkpoint. Mi seguite? Va bene? È tutto chiaro? Ci sono dubbi? Dico cose banali perché siete molto più esperti di quanto immagini su questo tema. Ho detto cose che non sono chiare. Vi prego di dirmelo esplicitamente, scrivete, parlate. Tra l'altro non vedo più nessuno. Tutto bene, grazie, mi fa molto piacere. Ok. Benissimo. Ecco, mi raccomando, se avete domande, dubbi, curiosità, non esitate a fermarmi. Bene, a questo punto entriamo un pochino più nel se vogliamo tecnico, ma per adesso non saremo ancora troppo tecnici. La sicurezza, ottimi punti di riflessione. Sì, ecco, grazie per
per questa nota. Sì, quello che io spero che emerga da questo seminario è proprio maturare una consapevolezza e avere una visione molto ampia di quello che è il problema della cyber security e invitarvi a riflettere, approfondire poi le diverse tematiche, metterle in pratica nei diversi contesti. Scusate, approfitto per fare una piccola operazione di spostamento di finestre, che così. Ok. Bene. A questo punto, dicevo, passiamo alla parte più, diciamo, un pochettino più strutturata relativamente al problema, diciamo, della sicurezza in senso stretto. Cioè, che cos'è la sicurezza? Noi che siamo chiamati in qualche modo a garantire che i sistemi in generale, quindi aspetti tecnici ma anche organizzativi, siano sicuri, che cosa garantiamo di fatto? Allora, una definizione un po' informale ma molto chiara del problema della sicurezza è che si tratta di misura a carattere informativo e tecnologico, quindi organizzazione e tecnica, tese ad assicurare a ciascun utente autorizzato e a nessun altro tutti e soli i servizi previsti per quell'utente, nei tempi e nelle modalità previste. C'è anche una definizione standard internazionale, OSI, cioè l'insieme delle misure atte a garantire la disponibilità, integrità e riservatezza delle informazioni gestite. Diciamo che queste tre voci, disponibilità, integrità e riservatezza, sono la chiave per fare quello che c'è scritto sopra, a ciascun utente autorizzato e a nessun altro, tutti e soli previsti, nei tempi e nelle modalità. Cosa sono queste voci? In realtà io ne ho aggiunta una, vedete, disponibilità, integrità, riservatezza, io aggiungo anche autenticità, perché diciamo che si aggiunge o in qualche modo è l'elemento portante per permettere alcune l'applicazione, l'implementazione di alcune delle voci precedenti. Allora, disponibilità. I sistemi devono essere disponibili. Questo è un primo problema che a volte si trascura. C'è la famosa battuta, l'unico computer sicuro è un computer spento. Non è vero. Un computer spento non è sicuro perché non è disponibile, non fornisce il servizio. Troppo facile dire garantisco la sicurezza spegnendo i sistemi. Chiaramente, certo, il sistema diventa sicuro, ma diventa totalmente inutile. Quindi la disponibilità, cioè garantire che i sistemi forniscano i servizi, è fondamentale. Dopodiché le informazioni devono essere integre, non devono essere alterate. Devono essere riservate, quindi l'accesso a queste informazioni deve essere limitato a chi ne ha il diritto, e devono essere autenticate, quindi essere certi della provenienza di ciascun dato. Ora, queste proprietà le otteniamo se noi ci preoccupiamo di quelli che sono i diversi livelli di sicurezza nei diversi elementi che compongono il sistema. Adesso più tecnico che organizzativo, ma poi parleremo anche degli aspetti organizzativi. Primo, sicurezza nel computer dell'utente. Come abbiamo già visto, non abbiamo il controllo diretto di tutto ciò che avviene nel computer. Questo significa che il nostro computer può eseguire attività non desiderate. Queste sono dovute in buona parte, anzi in parte, a vulnerabilità ed errori nel sistema operativo ed eventualmente nei programmi applicativi che espongono il nostro sistema ad attacchi, ma poi per le attività dell'utente, imprudente o ignorante. E questo, purtroppo, come vedremo, è sicuramente l'elemento chiave.
E quindi il livello di fiducia nel nostro sistema deve essere commisurato alla qualità di come noi lo gestiamo. Poi abbiamo il problema della sicurezza nella rete, perché anche la rete deve garantire determinate proprietà, e in particolare la segretezza, l'autenticazione e l'integrità. Cosa significa? Beh, la segretezza, lo immaginiamo, è facile. Io mando un messaggio e voglio che soltanto il destinatario autorizzato possa leggerlo. In realtà, in certe circostanze, noi vorremmo anche avere la segretezza della comunicazione stessa, perché a volte un'informazione può essere costituita semplicemente dal fatto che io comunico con un certo soggetto. È irrilevante quello che mi dico, che dico con questo soggetto. E quindi è molto meno facile comunicare in modo sicuro, a prescindere dalla segretezza della comunicazione, comunicare in modo nascosto. Poi abbiamo l'autenticazione. L'autenticazione è bidirezionale in realtà, perché io chiaramente voglio essere certo di chi è il mittente che mi ha mandato l'informazione. Ma il mittente stesso può voler essere certo di mandare l'informazione al soggetto giusto. E quindi abbiamo autenticazione del mittente e autenticazione del destinatario. Non necessariamente due persone, perché se noi abbiamo un utente che si collega a un server della banca, il server vuole l'autenticazione dell'utente, ovviamente, ma anche noi vogliamo essere sicuri di essere collegati al server della banca. Sei davvero tu? Non vogliamo essere collegati a un server fittizio di un hacker che ci ruba le credenziali di accesso. E quindi il problema dell'autenticazione non è così banale come potrebbe sembrare. Poi abbiamo il problema dell'integrità del messaggio, cioè noi mandiamo un messaggio e vogliamo che questo arrivi integro e non arrivi alterato da qualcuno. Perché qualcuno vorrebbe alterare un nostro messaggio? Beh, nell'esempio banale stiamo facendo un bonifico sulla nostra banca online, qualcuno intercetta la nostra comunicazione e altera l'IBAN che noi inseriamo per fare il bonifico. E non è una cosa da poco. In certi casi, ne parleremo dopo, addirittura una modifica della mail potrebbe portare allo stesso effetto. Dopodiché, un'altra cosa che bisogna assolutamente avere presente, questo è molto importante prima di tutto per i tecnici, ma anche poi per tutti coloro che usano sistemi un minimo sofisticati, che possono anche essere soltanto le reti domestiche, il proprio router ADSL. E che noi parliamo sempre della sicurezza per gli utenti, vogliamo autenticare l'utente, deve usare le password non banali, eccetera, eccetera. Ma anche gli apparati, anche tutto l'hardware deve essere protetto. Noi dobbiamo garantire la sicurezza al sistema stesso. Se io ho un server DNS, che è il server che mi offre il servizio di traduzione degli indirizzi www.uniud.it, me lo fa diventare 158.110.1.2. Confesso che non è detto che sia .1.2, ma in questo momento è irrilevante. Se questa traduzione viene alterata perché il server DNS è stato attaccato e dentro ci viene scritto un altro indirizzo, 64.10.3.9, dove l'hacker ha messo una pagina che sembra quella di www.uniud.it, ma in realtà è gestita da lui, può catturare
le mie credenziali. Ecco quindi che è necessaria la protezione dei sistemi che fanno funzionare la rete stessa, anche quelli più banali come il DNS, i router, gli access point, i dispositivi che abbiamo anche in casa, le smart TV, cioè le telecamere IP, ne abbiamo già parlato, cioè tutti questi sistemi devono essere protetti. Attenzione perché la protezione del sistema anche in contesti apparentemente non critici è fondamentale anche per i problemi critici, per i sistemi critici. E qui apro una parentesi perché questo è uno spunto di riflessione molto importante. Allora, voi avete una struttura nel vostro ente estremamente sicura, basata su una intranet, quindi una rete che è collegata in modo molto sicuro a internet. Parleremo poi dei firewall, eccetera, ma comunque diciamo che vi fidate del fatto che sia sufficientemente blindata. Un attaccante vuole sferrare un attacco alla vostra rete, ma non riesce a entrarci, perché non riesce fisicamente a entrare proprio nei vostri uffici e non riesce a accedervi perché questo è protetto, questo collegamento è protetto. E allora che cosa fa l'attaccante? Aspetta che voi siate a casa con il vostro computer collegato alla vostra rete wireless, con il vostro router che magari ha le configurazioni di default, non avete cambiato la password, non avete configurato per essere sicuro. E quindi l'attaccante che cosa fa? Entra nella vostra rete, mette un malware sul vostro computer e aspetta che voi il giorno dopo con questo portatile andate in ufficio, lo accendete e lo collegate alla vostra internet. Ecco che il malware che è in grado di accedere, di attaccare la rete dall'interno, ma non è in grado di penetrare le vostre barriere che avete messo a protezione della vostra rete, il malware l'avete fisicamente portato nella vostra azienda o nel vostro ente. Il tutto perché da dove è partito il problema? È partito da qua, dal fatto che il vostro router magari non era configurato in modo sicuro. Stesso problema ce l'abbiamo con per esempio gli smartphone. Lo smartphone con magari un'applicazione che abbiamo scaricato in modo incauto e che contiene del malware, lo portiamo all'interno di un'azienda, lo colleghiamo alla rete aziendale ed ecco che si ritrova a lavorare all'interno, al di là delle protezioni che noi possiamo avere messo. Ovviamente il tutto è anche dovuto al fatto che la rete internet e i protocolli che noi utilizziamo per la rete internet, ma quindi anche per la rete intranet, cioè le reti aziendali, non sono stati pensati per essere sicuri, perché nascono negli anni 60, anni 70, quando inizia l'era della commutazione di pacchetto, la rete internet che non era ancora internet a suo tempo, si chiamava ARPANET, era una rete che nasce per, diciamo, come rete di ricerca dopo un avvio fatto pensato dai militari nel periodo della guerra fredda, ma era un qualcosa in cui tutti coloro che lavoravano sulla rete avevano solo come unico scopo quella di farla funzionare al meglio. Nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbero state persone collegate alla rete che avevano intenzioni malevole nei confronti della rete. Quindi i protocolli sono semplici, che significa che a livello 2 con gli switch, diciamo nell'ambito delle reti locali, è supportato ed è inevitabile che sia supportato il broadcast, cioè lo stesso messaggio che arriva a tutti i nodi, e questo riduce la segretezza,
riduce la segretezza, ma come vedremo anche in laboratorio consente di effettuare degli attacchi dall'interno della rete locale. Ecco perché l'accesso fisico alla rete intranet è estremamente pericoloso. Consente, come vedrete, di catturare il traffico, di interporsi, eseguire quello che prende il nome di attacco man in the middle, l'attaccante che si pone in mezzo a una comunicazione, riceve e rispedisce tutto e può alterare i messaggi, può leggerli, e questo avviene con una tecnica che appunto vedrete che è quella dell'ARP poisoning. Gli indirizzi non sono autenticati, è possibile modificare l'indirizzo mittente e quindi l'autenticazione, quello che volevamo prima, è un qualcosa che con i protocolli originali della rete internet non si può fare in modo semplice, tutt'altro. Le informazioni sono trasmesse in chiaro, è facile modificare il contenuto di un messaggio. Ovviamente direte, vabbè, ma se negli anni 60 era così, se adesso le cose sono cambiate, perché non cambiamo i protocolli? Perché non possiamo buttare via tutto ciò che abbiamo, spegnere internet e riaccenderla con un protocollo migliore. Non si può, perché è necessario mantenere la compatibilità con quello che sta funzionando, perché proprio praticamente, operativamente, non si può fare una migrazione così devastante. Quello che si fa è aggiungere delle funzionalità via via più sicure, ma che significa che in ogni caso l'infrastruttura di base continua ad avere dei limiti, e poi ogni volta che si aggiunge qualcosa si aumenta complessità, si aumenta costo, e non sempre è anche possibile farlo. Una delle vulnerabilità quindi è quello che già citavo prima, l'attacco di tipo denial of service. Io non attacco l'informazione, il dato, la comunicazione, faccio di peggio, smetto di far funzionare un sistema. E questo lo posso fare per tante ragioni banalmente commerciali, impedisco il funzionamento di un sistema di un concorrente, per chiedere dei riscatti, oppure addirittura come base per effettuare un attacco ancora più sofisticato di cui parleremo dopo. Inoltre c'è il problema della fiducia in chi progetta, gestisce, fa la manutenzione della rete. Abbiamo migliaia e migliaia di persone che mettono le mani sui sistemi attraverso cui viaggiano i nostri dati. Possiamo fidarci di queste persone? Beh, ovviamente dobbiamo fidarci di queste persone, però è chiaro che non abbiamo il controllo diretto, e quindi in molti casi cerchiamo di aggiungere ai nostri protocolli dei livelli di sicurezza tali per cui il rischio di essere soggetti ad attacchi a causa delle persone che lavorano sulla rete si minimizza. È chiaro che però, attenzione, i protocolli che aggiungono sicurezza spostano il problema della fiducia, non lo risolvono, perché comunque, faccio un esempio molto semplice, non abbiamo tempo in questo seminario per entrare nel dettaglio, ma ve lo lascio come spunto. Sapete che esistono le Certification Authority, quelle che ci danno i certificati digitali, quelle che ci permettono di avere la garanzia dell'autenticità del soggetto con cui comunichiamo. Per esempio, un server. Ci colleghiamo a una banca, ma anche solo a YouTube, il protocollo che utilizziamo, che viene scritto nella barra del browser, è HTTPS, HTTP in versione sicura, che chiede a una Certification Authority riconosciuta a livello internazionale un certificato digitale con il quale noi possiamo, grazie a una tecnica di crittografia detta asimmetrica, chiave pubblica e chiave privata, consente di verificare, grazie proprio delle proprietà matematiche, che il soggetto con cui stiamo comunicando è davvero quello che dice di essere. Questo ovviamente ci mette al riparo da qualsiasi possibile attacco dovuto a persone non fidate nella gestione della rete. Ma questo significa che noi ci stiamo fidando ciecamente della Certification Authority. Quindi non abbiamo risolto il problema della fiducia, l'abbiamo spostato. Abbiamo deciso che al posto che fidarci di chi gestisce la rete, ci fidiamo della Certification Authority. È giusto probabilmente, anzi sicuramente è giusto, a parte che è un po' inevitabile,
ma è giusto perché è un soggetto che è stato definito da una serie di normative, che in qualche modo è controllato, insomma, per cui è ragionevole fidarci, però nella essenza del problema abbiamo spostato il problema della fiducia. Ora, tutto questo quindi è dovuto a una serie di ragioni. Serie di ragioni che, riassumendo, sono la complessità, l'interazione fra i vari sistemi, la compatibilità e il fattore umano. Più nel dettaglio, la complessità è dovuta al fatto che i sistemi sono sempre più complessi e spesso i progettisti del software, chi sviluppa il software, si basa su tanti moduli già scritti, già disponibili, realizzati da altri. E quindi è facile che chi sviluppa il software non abbia la percezione o la conoscenza dettagliata di ogni singolo elemento che lui metterà nel suo stesso software, perché nel momento in cui si utilizzano un sacco di librerie scritte da terzi, ci si fida che queste librerie siano fatte bene, che non abbiano backdoor, per esempio, eccetera. Inoltre i sistemi comunicano fra di loro e a volte non è neanche noto, non è neanche chiaro che esistono questi canali di comunicazione. Quante volte vi è capitato di installare un software e scoprire che poi ogni tanto questo software vi dice che c'è un aggiornamento? Non c'era scritto che quel software avrebbe contattato un server per verificare gli aggiornamenti, però lo fa. E questo è uno dei canali, diciamo, non noti o magari non detti esplicitamente, che però ci si può aspettare. Possono essercene altri invece molto più nascosti. E poi l'altro problema è che gli utenti non vogliono fare fatica. Quindi tutti i sistemi si stanno sviluppando verso meccanismi di utilizzo semplici, con configurazioni di default, che purtroppo sono esattamente l'opposto di quello che servirebbe per la sicurezza. L'interazione cosa significa? Significa che i programmi comunicano all'interno di un computer attraverso la rete. Quindi abbiamo una gran quantità di elementi che parlano fra di loro e in queste comunicazioni possono avvenire gli attacchi. Possono essere punti in cui gli attacchi vengono veicolati. Poi c'è il problema della compatibilità, che vi dicevo già prima essere un problema particolarmente significativo nelle reti, nei protocolli delle reti, ma anche nei sistemi stessi, per esempio nei sistemi operativi. È difficile scusate, mettere in sicurezza un sistema operativo dove si scopre una falla e la modalità per superare questa falla è cambiare la strategia di gestione di una parte del software, perché significa che tutto ciò che si appoggiava su quei moduli che dobbiamo modificare potrebbe non funzionare più, e spesso succede. E quindi chi ha dei programmi, magari anche dell'hardware che è legato a un certo software che a sua volta è legato a un certo sistema operativo, non può fare l'aggiornamento. Questo è un elemento molto critico che costringe il mantenimento degli elementi sia in termini di software sia in termini di protocolli di rete che hanno ancora delle vulnerabilità, ma è difficile, se non a volte impossibile, eliminare, se non con un bagno di sangue, perché bisogna cambiare radicalmente tanti sistemi. Come piccolo aneddoto, non so se sapete, ma esiste un florido mercato di vecchi computer, anche con Windows XP, che vengono acquistati e vengono tenuti con grande cura, perché ci sono delle macchine, per esempio macchine di laboratorio per le analisi, che devono fare poche cose semplici e che sono state sviluppate con del software basato su dei computer che allora erano molto semplici e
eseguivano sistemi operativi, molto spesso Windows XP, che funzionano benissimo le macchine e funzionano ancora bene i computer finché ovviamente non si rompono. È chiaro che dal punto di vista della sicurezza sono un disastro, ma quella macchina e quel software non sono più compatibili con i nuovi sistemi, per cui cambiare un computer, cosa che potrebbe costare poche centinaia di euro, implicherebbe cambiare magari la macchina che costa 100.000 euro. E quindi vengono mantenuti in vita, appunto, acquistando anche vecchi computer in modo da avere dei ricambi per mantenere in vita i vecchi sistemi operativi, proprio perché la compatibilità con sistemi esistenti potrebbe non essere solo una compatibilità del software, ma anche di grossi sistemi hardware, grossi macchinari. Infine c'è il fattore umano. Il fattore umano perché il buonsenso manca un po' ovunque, ma questo è un problema probabilmente della nostra società oggi. Ma poi il tipo di sviluppo, anche proprio dal punto di vista della pianificazione economica, commerciale delle attività, fa sì che non ci sia più un'attenzione al test, alla verifica, al collaudo, al controllo dei sistemi quando vengono rilasciati, messi sul mercato. E quindi molto spesso ciò che viene venduto e poi utilizzato dagli utenti ha delle vulnerabilità anche perché molto spesso si sviluppa per fare, e questo è comprensibile, per avere un sistema che funzioni. Ci si preoccupa di meno del fatto che il sistema deve essere sicuro, perché una volta che il sistema fa quello che deve fare, si tende a dire, lo vendo, funziona. Il problema è che magari mancano tanti requisiti di sicurezza, perché implementare sistemi sicuri costa molto di più. Sviluppare un sistema che sia invulnerabile è impossibile, ma poco vulnerabile rispetto a sviluppare un sistema che semplicemente fa esattamente le stesse cose dal punto di vista dell'utente che lo usa normalmente. E questa è la ragione per cui in continuazione vengono fuori aggiornamenti, nel senso i programmi vengono utilizzati, man mano si scoprono le vulnerabilità e gli aggiornamenti le fissano. La maggior parte, la stragrande maggioranza degli aggiornamenti che ricevete in continuazione sui sistemi operativi e sui programmi riguarda problemi di sicurezza. E questo vi dà una misura di quanto il problema della sicurezza dal punto di vista tecnico è importante. Bene, sempre tutto a posto? Vi chiedo di nuovo un piccolo checkpoint. Ok, ci sono domande? Ok, allora mi raccomando, se avete domande fatemene. Abbiamo a disposizione 2 ore. Io vi chiedo un piccolo sforzo, siccome di argomenti ce ne sono tanti e mi farebbe piacere riuscire a coprirli abbastanza completamente. Io non vi propongo una pausa, anche perché dai, abbiamo cominciato alle 9, siamo ancora abbastanza freschi, poi oggi ci va bene che anche lunedì. Però ovviamente fermatemi se ad un certo punto le slide verranno consegnate. Assolutamente sì, vi lascerò i PDF con le slide di oggi e poi giovedì vi lasceremo il PDF con le slide che utilizzeremo giovedì. Bene, allora, le minacce. Criminalità organizzata, cosa vuol dire? Ecco, siamo di nuovo al cinema, nel senso che qui abbiamo un fotogramma proprio dello stesso film a cui facevo riferimento prima. Qualcuno comincia ad avere qualche idea su cosa potrebbe essere, quale potrebbe essere questo film? War Games, eccolo lì, perfetto. Infatti, questo è il famoso film War Games,
che nel 1983 ha rappresentato il primo film in cui si è parlato di sicurezza informatica. Un ragazzino con la sua fidanzata che per gioco entra nei sistemi del Pentagono e rischia di scatenare una guerra nucleare mondiale. Ecco, scordatevelo, rassegnatevi, ma oggi il problema della cyber security è un problema di criminalità organizzata. Cioè esiste un florido mercato in cui si svolgono attività criminali e si fanno profitti sfruttando la cyber security. Allora, la cosa fondamentale da capire è che se da un lato questi sistemi sono molto complessi e quindi è anche molto difficile attaccarli, nel senso che per riuscire a ottenere il controllo di un sistema o acquisire dei dati in modo illegale sfruttando le vulnerabilità tecniche, bisogna essere degli esperti informatici, bisogna essere degli hacker, gente che la sa lunga. Ma quello che deve essere veramente chiaro è che questo è quello che serve per sviluppare lo strumento atto a fare questo attacco. Ma poi, per usarlo, non bisogna essere così esperti. Bisogna solo avere qualche soldo da investire. Gli strumenti per eseguire gli attacchi informatici sono in vendita. E sono in vendita per veramente pochi dollari. Qui abbiamo alcuni listini, poi potrete guardarveli con calma, ma non so, vabbè, a parte dati immediatamente utilizzabili tipo le carte di credito, dell'ordine di poche decine di euro avere i dati per una carta di credito, ma anche il software per rubare gli account, come vedete, nell'ordine di decine o centinaia, pochissime centinaia di euro. Il kit per i CryptoLocker, i ransomware, che possono portare, come vedremo, profitti enormi, si acquistano a anche pochi soldi. Avrete sentito parlare recentemente c'è stato un sequestro in Italia di servizi illegali di streaming che sostanzialmente rivendevano dei servizi di streaming, credo per il calcio, che erano stati piratati. Come vedete si possono acquistare per poi ovviamente rivendere in modo illegale per manciate di dollari. E quindi tutti questi sistemi sono tutti sistemi assolutamente già pronti, che non richiedono grandi competenze tecniche. Addirittura, vi ho parlato prima del denial of service, un attacco di denial of service di tipo distribuito, cioè generato contemporaneamente da una botnet, da migliaia o milioni di nodi già infetti, ormai viene venduto come servizio. Cioè questo è veramente impressionante. Abbiamo dei servizi che potete acquistare e li pagate in funzione di quanto dura e quanto è importante e protetto l'obiettivo. Quindi volete oscurare un vostro concorrente per un'ora, vi costa poche decine di dollari. Volete, che so, oscurare, bloccare la rete di Team, beh, probabilmente dovete spendere qualche migliaia di dollari, ma potete farlo, lo comprate come servizio. Questo capite che è veramente inquietante. Vabbè, qui ci sono un po' di altri dati che vi lascio poi come ulteriori approfondimenti. Dove si compra tutto questo? Lo si compra nel dark web. Allora, quello che noi conosciamo
il web che è indicizzato da motori di ricerca come Google, che contiene le informazioni dei social, eccetera, è il cosiddetto web di superficie. Questo è il web che noi siamo abituati a vedere. In realtà il web si ritiene che sia, questo web si ritiene che sia circa il 10%, forse meno del 10% di quello che è in realtà l'intero web di internet, perché sotto questa superficie c'è il cosiddetto deep web. Il deep web non è una cosa negativa. Il deep web è tutta quella parte di informazioni che non sono accessibili tramite i motori di ricerca. Per esempio, tutte le informazioni dei servizi che richiedono autenticazione, tutte le informazioni che ottenete quando andate sulla vostra casella di posta elettronica, sul vostro sito di home banking, sul pagina riservata del vostro account dell'ente per cui lavorate. Per noi all'università tutto il sistema legato ai dati relativi agli studenti, agli esami e così via. Quella è una quantità di informazioni immensa che non è appunto visibile in superficie sul web tradizionale, ma è accessibile sempre via web, che rappresenta la maggior parte dei dati di internet. Però al fondo del deep web c'è darknet, ovvero il dark web, che invece questa sì contiene informazioni e attività criminali. È una rete che si basa su protocolli aggiuntivi che servono per mantenere l'anonimato e impedire o quantomeno limitare il più possibile la tracciabilità delle comunicazioni. Uno dei protocolli fondamentali è quel cosiddetto Tor, che sta per The Onion Routing o The Onion Routing, a seconda che la si legga all'americana o come noi europei, che significa un instradamento fra i vari nodi intermedi a cipolla, per cui per arrivare a un server noi tipicamente attraversiamo un certo numero di router. Con il protocollo Tor, ogni volta che si passa a un router successivo, a un nodo intermedio successivo, i dati vengono crittografati ulteriormente, in modo tale che ogni nodo possa soltanto ricostruire i dati fino al nodo precedente e nessuno abbia la visione completa di tutto il collegamento. E questo appunto garantisce l'anonimato e la segretezza della comunicazione. Che cosa succede poi dentro il dark web? Purtroppo potete immaginarlo. L'acquisto, la vendita e l'acquisto di strumenti per gli attacchi informatici, ma anche droga, armi vere, fisiche, non virtuali e purtroppo molto altro. Ed è proprio lì che si trovano questi listini prezzi. Quindi purtroppo sappiate che la criminalità organizzata fa uso di questi servizi. Bisogna solo essere dei criminali e avere dei soldi da investire. Non è necessaria una elevata competenza tecnica. La cyber security, come vi dicevo, è un mercato che frutta proventi enormi. Molte attività criminali si sono spostate verso la cyber security perché è più sicura, meno a rischio della criminalità tradizionale. Si stima che nel 2017 sia costata 600 miliardi di dollari, che risulta essere lo 0,8% del PIL mondiale. Ecco, io non avendo ben idea su queste dimensioni immense di denaro, che cosa significa, sono andato a vedere, a cercare di capire gli ordini di grandezza e ho letto in un articolo che mi sembrava abbastanza affidabile che con lo 0,1% del PIL mondiale si potrebbe risolvere il problema della scarsità dell'acqua potabile sull'intero pianeta, cioè con un ottavo di quello che costa la cyber security si risolverebbe questo problema. Quindi capite quanto immensa è la quantità di risorse che costa la cyber security. D'altra parte, se andiamo a vedere alcuni degli eventi più significativi di cui si è parlato, la Sony ha perso
dati relativi a carte di credito, dipendenti, eccetera, dell'ordine di decine di migliaia di soggetti, 70 milioni di clienti per quanto riguarda Target, 40 milioni di carte di credito e 150 milioni di dollari di danno per Target, che è una organizzazione, una rete di supermercati, di centri commerciali negli Stati Uniti, e sempre nel 2014, perché è stato un anno particolarmente significativo, c'è stato il bug Heartbleed, che è stato particolarmente rappresentativo di un problema che è il fatto che anche il software open source è vulnerabile. Heartbleed è stato un attacco basato proprio su un modulo open source che veniva utilizzato sempre per autenticazione e crittografia da un sacco di applicazioni, e quindi ha colpito Dropbox, Google, Yahoo, come vedete probabilmente anche Facebook, Twitter e alcuni software di Apple che facevano tutti uso di questo modulo open source che aveva una vulnerabilità così, tra l'altro, particolare nella struttura del codice, che addirittura non è del tutto chiaro se fosse una vulnerabilità inserita da qualcuno che ha voluto mettere una backdoor dentro il software o era semplicemente un bug, un errore di programmazione. Quindi il fatto anche stesso che il software fosse open source, quindi teoricamente tutti potevano leggerlo e accorgersi di questa vulnerabilità, non ha impedito che la vulnerabilità si diffondesse e fosse mantenuta presente per anni e anni finché non è stata scoperta. Perché il fatto di avere, come ritorniamo al discorso di prima, milioni di linee di codice, anche se sono disponibili per leggerle, non automaticamente determina il fatto che qualcuno effettivamente si legga e controlli e si abbia le competenze per capire tutti i dettagli di milioni di linee di codice. Quindi si tratta sempre alla fine di dare fiducia a qualcuno, in questo caso a chi ha sviluppato quel software. Dopodiché noi abbiamo parlato di criminalità organizzata per gli attacchi ai singoli, ma in realtà abbiamo uno scenario davanti molto più ampio, perché oggi il fatto che l'informatica, i sistemi collegati in rete sia così pervasiva e interessi anche le infrastrutture delle nazioni, dei paesi, porta a due direzioni della cyber security, o meglio degli attacchi di tipo cyber, che sono il cyber terrorism, quindi il terrorismo basato su attacchi informatici, e invece sul fronte governativo, ma con strumenti e armi assolutamente analogo, la cyber war, la guerra cibernetica, di cui ogni tanto sentite anche parlare nei media. Capite che, per esempio, se io sono in grado con un attacco di distributed denial of service a effettuare, a bloccare una rete, il problema è soltanto a questo punto di dimensioni, perché se io blocco la rete di un'azienda faccio un danno all'azienda, posso chiedere magari un riscatto oppure fare altre cose come vedremo dopo. Ma se il mio attacco è così ampio da bloccare la rete di una nazione, io blocco le attività commerciali, sociali di quella nazione e quindi di fatto ho fatto un attacco o di terrorismo o di guerra. Il tutto molto spesso si basa su malware. Il malware è tutto ciò che contiene, tipicamente a nostra insaputa, delle parti del software, dei moduli software che agiscono contro la sicurezza dei nostri dati. E il malware lo possiamo classificare parlando di
ciò che gira nel nostro computer, quindi virus informatici, lo spyware o i keylogger che leggono che cosa noi facciamo sul nostro computer. E questo malware tipicamente ci arriva da copie illegali dei programmi, e questo è uno dei grandi problemi che assillano molti contesti, diciamo, in cui si scaricano programmi craccati, cosiddetti craccati, con estrema leggerezza. L'accesso a siti web a rischio, quelli che tipicamente forniscono informazioni illegali, ma purtroppo non è sempre soltanto così, perché se è un sito web, e qui c'è un altro problema proprio da parte che deve essere chiaro in chi gestisce i siti web, un sito web a rischio è chiaro che ci si connette avendo la consapevolezza di fare qualcosa che non va bene. Se io cerco password gratuite per Netflix, è chiaro che sto facendo qualcosa di illegale ed è evidente che il sito web su cui finirò è gestito da gente che agisce in modo illegale e quindi è estremamente probabile che contenga del malware. Il vero problema è quando io mi collego al sito di un utente, di un gestore assolutamente onesto e che non ha alcuna intenzione di provocare dei danni. Spero che non esista taglioecucito.it, dove ci sono informazioni assolutamente innocue, salvo che il sito è gestito male. Il server ha dei moduli non aggiornati, la rete non è ben protetta e quindi cosa può succedere? Può succedere che il sito venga attaccato e venga inserito del malware dentro questo sito che non è assolutamente un sito illegale. E quindi uno dei grossi problemi che abbiamo nei siti web è che i siti web gestiti in modo, se vogliamo, un po' artigianale, molto spesso hanno dei software di base non aggiornato, non sicuro, con configurazioni non sicure, vengono attaccati e a loro volta diventano dei veicoli di infezione. Poi abbiamo gli allegati alle email, password deboli o assenti e quindi collegamenti da remoto dei computer. E questo chiaramente dà tutti i danni che ben conoscete. Vi cito il fatto che, per esempio, i computer vengano utilizzati anche per attività di terzi. Attenzione, perché ci sono ora dei sistemi che una volta che voi avete ricevuto il malware, magari non sono interessati ai vostri dati, ma sono interessati all'uso del vostro computer. Una delle più recenti, a parte il Distributed Denial of Service di cui abbiamo già parlato, il vostro computer diventa un modulo di una botnet, un elemento di una botnet e che viene utilizzato poi per sferrare attacchi ad altri. Ma uno dei più recenti è il cryptojacking. Il discorso sarebbe un po' lungo, però sapete che le criptovalute prevedono una ricompensa in, appunto, per esempio Bitcoin, quando si riesce a effettuare l'attività di mining, quindi trovare degli specifici codici, diciamo, crittografici. Cerco di farla semplice, per cui si macinano un po' di numeri e se si ha fortuna si riesce a trovare un valore che permette nell'ambito della rete di Bitcoin di guadagnare. Questo lavoro però costa perché ho bisogno di impegnare dell'hardware e costa perché devo impegnare dell'energia elettrica per far funzionare questo hardware. Il cryptojacking che cosa fa? Inserisce del malware nei computer, anche dei personal computer di milioni e milioni di utenti, e fa lavorare quei computer per ottenere i dati che poi vengono usati dall'hacker per fare soldi. E chiaramente questo significa che viene distribuito il costo in termini di uso delle risorse e consumo dell'energia elettrica su milioni di persone che inconsapevoli usano, anzi fanno usare il loro computer ad altri. E poi chiaramente c'è il problema della perdita della riservatezza, dei dati, delle password e così via. I programmi
poi quando, e lo sono, quando sono vulnerabili, cosa possono fare? Possono mettere a disposizione accessi dall'esterno, perché i programmi appunto non scritti per essere particolarmente robusti dal punto di vista della sicurezza presentano delle vulnerabilità che consentono appunto di ricevere, diciamo, consentono a terzi di collegarsi alle porte, per esempio, su cui questi programmi sono in attesa, violarne i protocolli, cioè mandandoli in crisi, comunicando con loro in modo non previsto e ottenendo il controllo dei computer. E questo porta poi a tutta l'escalation dovuta ai virus, spyware, eccetera. Ecco, una cosa che vi raccomando, non sottovalutate mai il fatto che, scusate, che questi programmi, mentre una volta si pensava, vabbè, l'hacker che interesse vuoi che abbia sul mio computer, a parte che se poi noi il computer lo portiamo dentro una intranet, l'interesse c'è e l'abbiamo già visto, ma comunque ormai i programmi di attacco funzionano automaticamente, cioè voi collegate un computer in rete, che sia un computer per tenere l'elenco dell'uso della vostra lavatrice che non interessa a nessuno, o che sia il computer che voi utilizzate per fare un banking, non importa, verrà attaccato esattamente allo stesso modo, in modo totalmente automatico, nel giro di pochi minuti o a volte pochi secondi. Quindi siamo tutti sistematicamente, regolarmente esposti e sistematicamente e regolarmente attaccati. Tanto per darvi un'altra idea dei numeri per quanto riguarda il malware, nelle app per Android nel 2016 ne sono state riscontrate 4.250.000, che significa che ne esce una nuova ogni 7 secondi. Bene, se questo non è abbastanza, adesso veniamo alla parte principale, nel senso che tutto ciò che vi ho detto, ahimè, non è nulla rispetto all'impatto che ha la social engineering sulla sicurezza informatica, o più in generale sulla cyber security. Cos'è la social engineering? È la capacità di determinati soggetti di indurre le persone a agire in modo tale che questi soggetti possano trarne dei benefici e possano sfruttare questi benefici utilizzando strumenti informatici. Attenzione, il concetto non è una novità, lo chiamiamo da sempre truffe, però gli strumenti informatici e le reti consentono oggi un livello di sofisticazione delle truffe estremamente elevato. Allora, questa ve la lascio così ve la leggete poi con calma, e il confronto tra quello che succede nei film e quello che succede nella vita reale. Perché? Perché in realtà il problema della social engineering è proprio il fatto che si sfrutta la capacità, sfruttano la loro capacità, gli attaccanti, di convincere le persone e riescono a superare tante protezioni, anche tecniche, che vengono inserite magari dai sistemisti, semplicemente agendo sul fattore umano. Allora vi faccio un esempio, perché abbiamo parlato del DOS, no? Denial of Service. Questo è un qualcosa che esiste ed è sistematico. Fastweb riporta decine di migliaia di attacchi di tipo Distributed Denial of Service ogni anno sulla propria rete, e molti di questi attacchi come vengono utilizzati? Possono essere utilizzati
come attacchi di social engineering. Cioè, perché è chiaro che da un certo punto di vista, il fatto che io telefoni e mi spacci per il gestore del sistema e chieda la password, oggi se c'è un minimo di competenza, di conoscenza, un minimo di formazione, insomma viene scoperto. Vi telefonano, mi dice sono l'impiegato, il gestore del sistema della banca, abbiamo un problema, per favore mi dia il suo codice utente e il suo PIN dispositivo per fare i bonifici. Io credo che nessuno oggi darebbe questa informazione. Però, cambiamo scenario. Allora, abbiamo un'azienda in cui la rete ad un certo punto smette di funzionare. Perché smette di funzionare? Perché è sotto attacco di tipo Distributed Denial of Service. Ovviamente l'azienda non sa di essere sotto attacco, sa solo che la sua rete non funziona più. Arriva la telefonata, magari non al network manager, ma all'help desk, a un ufficio un pochino più periferico rispetto a quello dove ci sono effettivamente le competenze informatiche. E dice, siamo i vostri fornitori del servizio internet, abbiamo dei problemi, la vostra rete funziona? No, non funziona, anzi grazie per averci chiamato perché siamo disperati. Non riusciamo a lavorare. Lo so, guardi, ci scusi, ci spiace molto, abbiamo riscontrato questo problema, le do le istruzioni per aiutarci a superarlo, così la vostra rete ritorna online. Si colleghi a questo indirizzo, scarichi quel programma e lo avvii. Ecco fatto. L'utente ovviamente collabora, scarica il programma, installa un programma all'interno della rete, quindi aggirando le protezioni della intranet, installa il programma quindi sul suo computer, da lì l'attaccante potrà poi iniziare un attacco sulla rete interna, dopodiché l'attaccante blocca l'attacco di tipo denial of service, la rete ricomincia a funzionare, quindi l'impiegato a cui è stata fatta questa telefonata ringrazia perché il problema è stato risolto e così l'attacco di tipo denial of service diventa uno strumento per un attacco che in realtà è di social engineering. Come ci si difende? Tanta formazione, tanta diffusione della conoscenza e della consapevolezza che queste cose esistono, queste cose avvengono. Quanto avvengono? Questo è un report di un progetto europeo che si chiama Dogana, che ha stimato, ha calcolato che soltanto il 3% del malware lavora soltanto sul fronte tecnico. Il 97% coinvolge gli utenti, riguarda proprio l'aspetto di social engineering, fattore umano. E questo fa riflettere. Come avviene tutto questo? Beh, la cosa più nota, più evidente, più diffusa è il phishing. Il phishing è l'equivalente di andare da perfetti sconosciuti dalla gente a chiedere le credenziali di accesso. Allora, se io facessi quello che è rappresentato in figura, ovviamente mi prenderebbero a pomodori marci possibilmente addosso. Ma la cosa pazzesca è che se questo avviene tramite una mail che, bisogna saperlo, non è autenticata, l'indirizzo mittente può essere forgiato perché la mail è soggetta a esattamente gli stessi problemi dei famosi protocolli non sicuri che nascono negli anni 60, perché è nata più o meno in quel periodo. E quindi quando noi leggiamo l'indirizzo mittente di mail, se non è una mail certificata, a patto che non sia stata violata anche quella, ma è molto più raro ovviamente,
noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che il mittente può non essere autentico. E quindi cosa succede se noi non ci preoccupiamo di questo, seguiamo le istruzioni che ci vengono date nella mail e agiamo? Tipicamente queste mail contengono dei link, questi link portano a dei portali di accesso che chiedono username e password, e questi dati vengono rubati dagli hacker. Ma esattamente come se fossi andato io da uno sconosciuto a chiedergli i suoi dati della banca, perché l'autenticità della mail è pari a quella di uno sconosciuto che vi viene a chiedere le stesse cose di persona. Però tramite il veicolo mail questo purtroppo funziona. Quanto funziona? Beh, tanto per darvi un'idea, questa è la crescita che c'è stata in 5 anni dal 2011 al 2015. Si tratta di milioni e milioni di attacchi phishing diversi, unici, che sono poi moltiplicati per i milioni di utenti che li ricevono. Uno degli attacchi di phishing più noto e eclatante come effetti degli ultimi anni, qual è stato? È stato quello che ha permesso l'attacco informatico alla campagna elettorale per le elezioni negli Stati Uniti, quando la candidata Clinton, la campagna della candidata Clinton è stata sabotata proprio grazie a un attacco informatico che è nato proprio con questa mail di phishing. Questa è la mail che è stata veicolo proprio dell'attacco. Come vedete, l'indirizzo della mail è "qualcuno ha la tua password", e è stata mandata a John Podesta, che era il chairman della campagna per le elezioni presidenziali, e a seguito di questa mail John Podesta ha inserito le sue credenziali sul portale, il cui indirizzo era questo. Vedete l'indirizzo, lui non l'ha guardata così come lo faremmo noi, che adesso queste cose le sappiamo e le mail le leggiamo in formato testo, non in formato HTML, dove si vede che questo indirizzo non c'entra nulla con l'indirizzo della banca. Purtroppo, se noi queste cose le leggiamo direttamente in HTML con la impaginazione grafica, quello che vediamo è solo un bottone con scritto sopra "Change Password", e ci clicchiamo sopra senza sapere dove stiamo andando. E questo ha fatto il danno. Non soltanto, ma il phishing oggi sta evolvendosi purtroppo verso altri strumenti. La mail è passata in secondo piano perché oggi il principale strumento di phishing riguarda i social. Sono quindi informazioni o link che ricevete via Facebook, via Twitter, sui gruppi WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, perché la quantità di attacchi è tale per cui anche in contesti relativamente dove la consapevolezza dovrebbe essere diffusa, stiamo parlando per esempio del Dipartimento della Difesa negli Stati Uniti, ci sono migliaia di vittime di questi attacchi. Ora, a proposito del phishing, dobbiamo parlare di quest'ultima novità che è veramente drammatica. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, di cosa si tratta? Vi faccio subito l'esempio. Siete l'impiegato che gestisce nell'ambito amministrativo le relazioni con i fornitori esteri di un'azienda. Questo esempio che vi faccio è un po', diciamo,
non dico romanzato, però ho introdotto un po' di varianti, più che altro per garantire l'anonimato, ma è qualcosa che è successo in più di un'azienda del territorio, qui in zona, nel Triveneto, quindi è qualcosa di molto concreto. E normalmente scambiate informazioni di tipo commerciale con questi fornitori esteri, ok? La vostra mail viene letta da un hacker. Perché viene letta da un hacker? Perché avete scaricato un'app sul cellulare che gli ha consentito l'accesso alla vostra mail. Banale. Questo succede molto, molto spesso, bisogna esserne consapevoli. Allora, cosa fa questo hacker? Questo hacker comincia a studiare il vostro lavoro. Vede che con i fornitori esteri avete un dialogo regolare in cui c'è l'ordine, la conferma dell'ordine, la fatturazione, eccetera, e la comunicazione dei dati contabili per il pagamento. In questa comunicazione dei dati contabili c'è una richiesta dell'IBAN e viene fatto il versamento. Allora, dopo un po', l'attaccante impara a esattamente qual è la modalità di dialogo e diventa in grado di forgiare una mail di risposta alla richiesta dei dati contabili. E nel momento in cui l'impiegato si aspetta questi dati contabili, lui spedisce questa mail prima della mail ufficiale del fornitore vero. E che cosa fa in questa mail? Scrive esattamente quello che l'impiegato si aspetta, perché l'hacker ha osservato tutto il dialogo e quindi sa esattamente quali sono i numeri di fattura, gli importi, tutto, soltanto che cambia l'IBAN. Mette l'IBAN suo, di una banca all'estero, ovviamente si sta parlando di un pagamento estero, quindi viene anche bene, una banca all'estero da cui poi i soldi immediatamente scompaiono e il conto viene chiuso. Ecco, questo succede. Qualche volta si riesce a sventare la cosa perché magari la mail non è perfettamente coerente con quello che succede. Ho conosciuto persone che grazie a un piccolo errore di formattazione hanno evitato di rimetterci 180.000 euro pochi anni fa. Però quello che ci insegna questo evento, anzi questi eventi, perché come vedete l'FBI stima in 12 miliardi fino tra il 2013 e il 2018 l'impatto di questo attacco che si chiama Man in the Mail oppure Business Email Compromise, BEC. Ecco, quello che ci insegna è che siccome la mail non è autenticata, non siamo certi della sua correttezza, dobbiamo pensare sempre a delle strategie alternative, cioè una telefonata di controllo, un canale parallelo per controllare la veridicità delle informazioni. Un altro tipico attacco che viene dal phishing è il ransomware, in particolare i cosiddetti CryptoLocker. I CryptoLocker che cosa fanno? Bloccano il contenuto dei dati del computer crittografandolo e richiedono un riscatto. Riscatto che tra l'altro non sempre consente di riottenere i dati indietro. Si parla di miliardi di dollari di profitto. Questo è devastante, anche da noi succede spesso. Io credo che fra di voi qualcuno che o è stato attaccato o conosce qualcuno che è stato attaccato ci sia. E la prevenzione qui ovviamente si basa anche su criteri, su strategie di backup continuo, su più copie, almeno 2 copie di dispositivi separate, quindi 2 hard disk separati per fare doppia copia dei backup che devono essere tenuti offline, mantenuti in posti anche fisicamente separati dal computer, perché se mi rubano il computer non devono rubare anche il backup, e poi
regolari, continue, ogni volta che si fa qualcosa di importante, fare il backup, perché è molto più semplice, più sicuro e più diciamo percorribile ritornare al backup, all'ultimo backup, piuttosto che affidarsi al pagamento del riscatto. A proposito del problema delle macchine vecchie e dei programmi, dei computer non aggiornati che diventano vulnerabili, magari perché vengono ad un certo punto collegati alla rete, cosa per cui non erano pensati, nel 2016 c'è stato un importante attacco proprio da parte di CryptoLocker ai sistemi di ticketing della gestione dei biglietti del sistema di trasporto pubblico di San Francisco, e che per 2 giorni è stato bloccato. È stato bloccato perché i computer erano vecchi, semplici, perché dovevano semplicemente gestire una macchina che stampa e controlla i biglietti, capite? Non c'è nessuna ragione per cui un computer dovrebbe passare da Windows XP o Windows 98 a Windows 10 per fare sempre la stessa cosa banale. Il problema è che nel momento in cui poi questo computer lo si collega alla rete, viene esposto. E questo è quello che è successo. Vi lascio anche qua il riferimento per eventuali approfondimenti. Bene, se tutto questo non è abbastanza, dedichiamo gli ultimi 10 minuti a quella che è la Internet of Things, cioè il futuro che ci aspetta, in cui gli oggetti cominceranno, e già lo stanno facendo, a comunicare fra di loro per fornirci dei servizi. Quindi da una internet che nasce per comunicare, far comunicare le persone fra di loro, diventa una internet in cui anche le cose parlano direttamente fra di loro, in modo totalmente automatico. In realtà noi abbiamo già avuto un passaggio intermedio, perché quando è stato sviluppato il World Wide Web, da un sistema di comunicazione in cui la gente si scambiava dati con le mail, informazioni con le mail, e comunque aveva sempre un interlocutore umano sulla rete, si è passati a una persona che comunica con una cosa, che è il web server, dove ci sono delle informazioni che vengono fornite in modo totalmente automatico, autonomo all'utente. Bene, il passo successivo è quello di avere cose che comunicano direttamente fra di loro per fornirci servizi più vari. Abbiamo le applicazioni di tipo smart home, in cui gli oggetti coordinano la loro attività per ottimizzare il nostro comfort o il consumo energetico. Abbiamo le smart cities, in cui tante informazioni vengono veicolate in modo totalmente automatico per ottimizzare gestione di sistemi che possono andare dal trasporto pubblico alla gestione dei rifiuti urbani, alle comunicazioni, ai taxi e così via. E poi abbiamo lo smart world, in cui tutto il nostro sistema a livello globale viene coordinato tramite dispositivi che interagiscono per pianificare fornitura di energia, trasporti, gestione anche ovviamente dei rifiuti, la mobilità delle persone, l'inquinamento, illuminazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo con cosa viene fatto? Viene fatto con delle tecnologie che hanno portato il computer a essere così piccolo ed economico da poter essere messo dentro gli oggetti, quindi dei sistemi molto molto economici. Questo è un esempio di una piattaformina per IoT che utilizziamo nel laboratorio qui nella ingegneria elettronica all'Università di Udine. Come vedete costa una manciata di dollari e ha un intero computer Linux a bordo. Ovviamente sistemi così piccoli non sono adatti a gestire sistemi di calcolo crittografico molto complesso, quindi la loro protezione dal punto di vista della sicurezza è un po' limitata, come è limitata la protezione dovuta alle reti che gestiscono la IoT. LoRa, per esempio, è una rete per far interagire dei sensori con dei
sistemi di acquisizione detti gateway, che poi gestiscono la comunicazione verso i sistemi di elaborazione per fornire i servizi. Dal punto di vista della sicurezza, che cosa succede? Succede che noi non abbiamo più neanche la percezione che nell'oggetto ci sia un computer e quindi non abbiamo il controllo sul suo sistema operativo, sulle sue applicazioni, non possiamo reinstallare. Se il dispositivo, tra virgolette, si becca un virus, noi non possiamo reinstallare il software e non possiamo neanche vedere che cosa succede. Dovremmo sostanzialmente fidarci di architetture che siano intrinsecamente sicure, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché gli aggiornamenti del software, se vengono craccati, portano poi perennemente il malware dentro i nostri dispositivi. Bisognerebbe poter implementare dei sistemi che sono nativamente sicuri, quello che si dice essere la security by implementation, ma non è così banale. Infatti molti esperti sono scettici, nel senso che dicono che siccome di vulnerabilità ce ne sono tante e basta che l'hacker ne trovi soltanto una, il progettista è sempre inevitabilmente sconfitto. D'altra parte questo, che è un project leader della Oracle, quindi non esattamente uno degli ultimi arrivati, ha detto che la S dentro la sigla IoT sta per sicurezza. E poi ha detto sì, sono ben consapevole che non c'è una S dentro IoT. In più, i dispositivi IoT producono una tale quantità di dati per cui è necessaria un'elaborazione intermedia prima di arrivare ai sistemi centrali, per esempio al cloud, che elabora i dati per fornire i servizi. E questo livello intermedio si chiama edge computing o talvolta fog computing. Diciamo che fog è un po' più commerciale, edge computing è il più classico. L'edge computing viene realizzato tramite dei dispositivi che sono dei data center portatili, cioè dei piccoli data center a rack o addirittura magari dei camion che possono essere montati su dei camion che possono essere dislocati nel territorio. E questo fa sì che siano più vicini alle reti IoT, possano raccogliere i dati e elaborarli man mano che questi dati arrivano. Questo chiaramente ha numerosi vantaggi perché il sistema è scalabile, si possono aumentare i sensori distribuendo il calcolo, distribuendo l'elaborazione delle informazioni, si utilizza meglio la rete perché si inviano verso i server centrali o il cloud soltanto i dati già preelaborati. Poi un sistema distribuito, quindi è ridondante, se qualcosa si rompe continua a funzionare il resto, cioè c'è tutta una serie di vantaggi, ma c'è anche uno svantaggio, e cioè c'è una maggiore esposizione del sistema agli attacchi perché ho una distribuzione di questi sistemi su un territorio molto esteso. E quindi ci chiediamo, ma siamo pronti per l'IoT? E la risposta ovviamente è sì, tant'è vero che se voi andate neanche nel dark web, ma sul web normale e andate su shodan.io, trovate un motore di ricerca per la Internet of Things, ma non per ragioni culturali, ma per hackerare i dispositivi Internet of Things. Qui trovate tutti gli indirizzi IP e le tipologie di dispositivi che il motore di ricerca trova, con tanto di possibilità di accesso da remoto perché magari hanno le password di default, perché non sono protetti, hanno software non aggiornato e così via, e anche le istruzioni per accedere in modo illegale a questi dispositivi. Sembra stupefacente, ma provate e scoprirete che esiste. Ci sono anche alcune webcam che vi permettono di vedere il giardino delle case di gente che ha messo la webcam per proteggersi dagli intrusi, e poi gli intrusi li hanno per via informatica. Se volete invece fare i criminali, spero di no ovviamente, abbiamo una rete che si chiama Mirai. Mirai è una rete che si basa sostanzialmente su combinazioni di user e password di default, quindi neanche una cosa particolarmente sofisticata, sfrutta il fatto che tantissimi dispositivi vengono installati senza modificare le configurazioni di fabbrica
e ha il controllo di milioni di dispositivi da cui possono essere sferrati attacchi di tipo Distributed Denial of Service, ed è un servizio che voi di cui potete fruire direttamente, voi chiaramente l'attaccante, e questi dispositivi sono dispositivi IoT. È stato sviluppato, sono stati fatti degli studi per quanto riguarda per esempio la vulnerabilità degli smartwatch, che sono dispositivi IoT a tutti gli effetti. Le auto adesso hanno i computer a bordo. Questo è un giornalista di Wired, e questi sono due esperti di sicurezza informatica che hanno da remoto preso il controllo di questa Jeep. Andate a vedervi questo video, merita, perché la dice lunga su quelli che sono i possibili rischi non solo dell'IoT, ma in particolare delle auto che a guida autonoma. Alcuni esempi di attacchi. La Liberia, che è un paese della ex Unione Sovietica, ha subito un attacco in grande stile proprio sulla rete nazionale, quindi uno di quegli attacchi che possono essere, diciamo, classificati già come esempi di cyberterrorismo. Un'università è stata attaccata dalle macchinette, le vending machine, i distributori automatici, che oggi hanno a bordo dei dispositivi IoT per coordinare i rifornimenti, e che, di nuovo, essendo collegati in rete, ma essendo dispositivi semplici, economici, sono vulnerabili, sono state attaccate e sono state utilizzate per attaccare proprio la rete. Oltre ai dispositivi delle vending machine, anche le lampadine intelligenti, quelle che si accendono, quelle tipiche dei sistemi domotici, che si accendono grazie a comandi digitali. Poi avrete sicuramente letto della CIA che faceva uso di telefoni e smart TV per spiare determinati cittadini. E infine vi lascio poi una vignetta proprio sulla Internet of Ransomware Things. Che cosa succede se una casa domotica subisce un attacco di tipo ransomware? Bene. E questo è tutto per quanto riguarda questo primo seminario. So che vi ho bombardato di concetti, di spunti, di cose da dire. Ovviamente ce ne sono tante, però quello che spero è di avervi trasmesso prima di tutto la necessità della consapevolezza, e poi un po' di idee per ovviamente approfondimenti. Ci sono domande? Avete qualche commento? Tutto bene? Molto bene. Intervento illuminante. Ok, c'è possibile, mi viene chiesto se esiste la possibilità di un recupero delle lezioni di giovedì. Assolutamente sì, perché queste lezioni vengono registrate, quindi avrete a disposizione il file con la registrazione e le slide, ovviamente. Bene, allora, se non avete domande, ma non preoccupatevi, perché se vi vengono domande nel frattempo me le fate giovedì prossimo. Quindi io vi saluto, vi auguro buona giornata e buona settimana, e vi do appuntamento a giovedì prossimo di nuovo alle 9, e così vedremo anche come cominciare a orientarci con qualche linea guida per la prevenzione e protezione. Vi ringrazio molto per l'attenzione e arrivederci.